Ecco, allora Raffaele Padrone, lei è segretario generale della UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia. Quali sono, diciamo così, in questo momento le richieste di quanti operano nell'ambito della sicurezza? Ma le richieste come cittadino o come poliziotti? Distinguiamo subito la domanda. Come la domanda la faccio al segretario generale, non Raffaele Padrone il cittadino, altrimenti non sarebbe qua. No, il cittadino, le richieste che fa il cittadino alla polizia, questo intendevo dire. Guardi, le richieste le avete ascoltate poco fa. Quello che dicevo qualche mese fa, quando è iniziato questo macello dell'economia anche nelle nostre aziende, io dissi proprio da questi teleschermi che ci saranno dei problemi di piazza, si ricorda direttore. In effetti, se noi andiamo a analizzare anche questo famigerato rapinatore che ci sta dando veramente gatte da pelare, perché è una persona che può agire non in determinati posti, cioè non alle banche, ma così nei negozietti. Questo è un profilo, secondo me, direttore, che poi si rifà chiaramente sulla sicurezza del cittadino, che il vero contribuente è il cittadino. È un profilo di una persona disperata. Lei si può immaginare se un vero rapinatore entra in un negozio e l'anziana si mette a gridare e questa scappa? Io credo di no. Lei si può immaginare, come è successo sabato scorso, che il rapinatore armato di taglierino gli gridano dietro e lui dice: non ti preoccupare, poi la borsetta te la faccio trovare in strada. Cioè, io credo che siamo davanti a una figura veramente di un disperato. Il problema, sa cos'è? Che il disperato non è un rapinatore, non è un professionista del crimine e può creare problemi, magari nello stato di agitazione trova qualcuno che reagisce, allora è meglio lasciarlo scappare con quei 2 euro, che è quello che poteva avere oggi, che incasso poteva avere quella tabaccheria, ma piuttosto che vada a finire veramente in un fatto di sangue. Questo è. Su questo non c'è dubbio. Raffaele Padrone, grazie, segretario generale dell'UGL Sicurezza in Friuli Venezia Giulia.